che comunque non ho mai dimenticato, anche quando ho passato i momenti più difficili dell'isola, ecco. Io sono, come si suol dire, la vera razza piave che non molla mai. Quindi Leonardo ci sei trovato a casa. Beh, ci fa molto piacere averti qui, grazie Leonardo. Adesso salutiamo un po' di ospiti e di amici che abbiamo con noi. Allora, con noi per esempio c'è l'onorevole Forcolin, che ringrazio di essere intervenuto. Quindi è sicuramente un piacere, che stiamo divertendoci con un carnevale che fa 57 anni. Andrea, lei cosa non dice? Siamo alla 57esima edizione, che vuol dire sicuramente tradizione, una tradizione veramente straordinaria che qualifica il territorio non solo perché anche parliamo a livello veneto. Una serata questa sicuramente favolosa, qui va un ringraziamento all'Associazione del Carnevale di Ceggia, al Proloco e soprattutto anche a chi ha preparato queste prelibatezze, a cui farei un applauso, come tutti i ragazzi delle scuole. Lo dico anche per questi ragazzi che vedo che lavorano quanto è importante in un territorio che punta, appunto, che vede il turismo esserci leader a livello nazionale, come sia importante essere anche preparati e formati per quello che è il servizio che facciamo. Carnevale di Ceggia è continuamente un successo, la provincia è sempre con voi. Vi annuncio anche che ho parlato proprio ieri con il presidente di Venezia Marketing Eventi, Piero Rosasalva, per fare anche un lavoro per il prossimo anno dove il Carnevale di Ceggia possa avere, che stiamo cercando di farlo, anche una presenza importante in quella che è la piazza San Marco, per cui parliamo di una piazza a livello mondiale. Questo spero di riuscire a farlo, ma già sono iniziati i contatti. Per cui è una sera di festa, conviviale, divertiamoci. Le ragazze sono bellissime, possiamo considerarle parte delle nostre eccellenze, così come il prodotto e questa splendida villa che ci rappresenta. Grazie. Fate parlare il vecchio trivellato, c'è tanta bellezza, avete visto il nostro assessore, mi scusi ma era doveroso. In molti di questi tavoli c'è tanta bellezza, ma noi vogliamo invece che il nostro sindaco Massimo Beraldo saluti questa che è una serata che per noi ormai è diventata tradizione. Io porto Massimo Beraldo qui, le ragazze non ci sono perché l'anno scorso fu baciato fragorosamente, non ho avuto il microfono, il nostro sindaco fu baciato fragorosamente, quindi ma succederà durante le premiazioni finali. Caro Massimo. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che questa è un'occasione che mi fa dire che Ceggia sta diventando un punto di riferimento straordinario per il Veneto orientale, ma non solo, per un percorso che da anni abbiamo iniziato e che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura e la bellezza nelle sue molteplici manifestazioni. Quindi la serata di questa sera, che si sta dipanando in maniera entusiasmante, mi rende veramente orgoglioso di essere sindaco di una comunità così vivace, così piena di entusiasmo, e quindi io desidero veramente esprimere un ringraziamento sentito al presidente della Proloco, alla Proloco, a tutto il direttivo, a tutti gli iscritti e ai volontari della Proloco, perché so che è veramente estremamente difficile organizzare una serata così ben riuscita. E con questo voglio anche ringraziare tutti gli sponsor, tutti quelli che stanno appoggiando e stanno tenendo in piedi il Carnevale di Ceggia. Quest'anno è più difficile di tutti gli altri anni. Sappiamo che la congiuntura economica è veramente dura e so che l'associazione Carnevale, qui rappresentata dal presidente Celotto, si sta veramente dando da fare. Io direi di fargli veramente un applauso a lui, a tutta l'associazione, ai carristi, ai ragazzi che stanno lavorando anche adesso, perché ci sono ancora i ragazzi che anche in questo momento stanno lavorando, penso, nei capannoni, affinché domani alle 2:30 possiamo assistere per l'ennesima volta a ripetersi di un miracolo che è quello della sfilata dei carri allegorici di Ceggia. Quindi concludo ringraziando tutti gli ospiti. Io non li nomino tutti quanti perché altrimenti si rischia di dimenticare sempre qualcuno. Io li ringrazio tutti quelli che non sono da Ceggia e sono venuti da fuori Ceggia e ci hanno onorati con la loro presenza. Auguriamoci di vedervi numerosi domani
ma soprattutto auguriamoci di vedervi numerosi alle grandi iniziative culturali che riusciamo a organizzare a Ceggia, soprattutto in questa stupenda cornice che è Villa Marcello Loredan Franchin, e così vi do già appuntamento già da questa sera per il 25 di giugno con il concerto dei Solisti Veneti. Grazie e buon divertimento a tutti, grazie. Parlare del Carnevale di Ceggia è sempre un'occasione positiva, perché il Carnevale di Ceggia, come diceva Aldo, ha 57 anni di storia, è una storia che accomuna tutta la nostra comunità, è una tradizione che si tramanda da padre in figlio e è una cosa che va sostenuta, come ci dicono i politici e gli amministratori, ma le difficoltà che stiamo vivendo, in particolare, come diceva il nostro sindaco, in quest'anno molto difficile, è una situazione economica che molto probabilmente si ripercuote anche nelle strutture organizzative, e noi come Carnevale abbiamo grandi difficoltà, e purtroppo grandi difficoltà economiche, non si dice, perché sostenere una famiglia così grande è sempre più difficile. Sappiamo che la storia ci fa sì che dobbiamo andare avanti, e i ringraziamenti che io ci tengo a fare sono tanti, molto probabilmente chiedo un applauso, come diceva il nostro sindaco, ai caristi che questa sera sono ancora sui capannoni a ultimare i cari, e sono ragazzi che lavorano da 6-7 mesi in questo capannone. È un patrimonio umano del volontariato che sabato sera ritroviamo in questi capannoni tra l'altro fatti con contributo del comune, della regione e della provincia e all'associazione del Carnevale. Ma poi abbiamo una miriade di persone che sostengono il Carnevale di Ceggia. Noi questa sera abbiamo qui presenti tutta una serie di sponsor, e credetemi sono tanti, che nonostante le difficoltà economiche nell'azienda tengono duro e ci danno un contributo anche quest'anno. Ci auguriamo che gli enti sovracomunali, come ha detto l'assessore Andriuzza, che la provincia è sempre presente, non avevo dubbi di questo. Mi auguro che anche la regione porti avanti quello che da anni riconosce il Carnevale di Ceggia, perciò da questo lato ci sentiamo anche garantiti. Un ringraziamento, come dicevo, a tutti voi, e non solo, volevo dare 2 dati. Noi abbiamo domani un migliaio di persone che lavorano nell'intera organizzazione del Carnevale, e credetemi è una gran parte della nostra comunità, e questo deve essere un orgoglio non solo per l'associazione del Carnevale, ma penso per la comunità di Ceggia, proprio perché il Carnevale di Ceggia siamo riusciti a portarlo a livelli non solo provinciali, non solo regionali, ma siamo convinti che c'è stata una finestra nel mondo italiano, ci siamo. Grazie a tutti, buon divertimento e buonasera, grazie.